Accoglienza sotto pressione. Quest'estate il Veneto, che ha già collocato 7.800 profughi, si prepara all'approdo di altri 4.000 immigrati. La gestione dei flussi è esplosa nel Vicentino la scorsa settimana quando ad Altavilla, Sovizio, Cornedo, Castelgomberto e Gambellara gruppetti di migranti sono stati lasciati davanti ai municipi. Forte la reazione dei sindaci. Davide Dorantani di Castelgomberto ha annunciato che, non essendo attrezzato per l'accoglienza, era pronto a portare nel palazzo del rappresentante del governo i 3 giovani africani che gli erano stati lasciati davanti al comune. Risultato: la prefettura ha mandato un furgone e li ha ripresi. Oggi è il sindaco di Cornedo a lanciare l'allarme. In questo momento i 3 migranti che gli erano stati lasciati davanti al municipio sono stati affidati alla parrocchia perché il comune non ha locali adatti all'accoglienza. Stamattina la prefettura ha mandato un furgone per prendere i 3 immigrati, di cui uno quindicenne. Questa mattina, 18 luglio 2023, la prefettura ha prelevato i 3 migranti da Cornedo. Cornedo, che aveva una situazione un po' più delicata degli altri comuni, che è stata attentamente ponderata e vagliata dalla prefettura, ovvero la presenza di un minorenne di 15 anni. Il minorenne è stato portato in una struttura protetta, invece stasera gli altri 2 migranti sono stati riportati a Cornedo perché non ci sono posti nei centri di accoglienza straordinari. Insomma, il sistema è già totalmente occupato. Intanto continuano i confronti tra il prefetto e i sindaci. Domani alle 5 del pomeriggio toccherà ai primi cittadini di Gambellara, Montebello, Thiene, Valdastico e Cornedo Vicentino. Bisogna capire come fronteggiare l'emergenza se mancano le strutture. Il protocollo firmato da prefetto, Regione Veneto e l'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, dovrebbe introdurre delle regole che permettano di gestire i flussi, perché l'alternativa è subirli. Ma oggi la spinta di profughi dalla grande Africa è sempre meno gestibile per la piccola Europa. Ben vengano anche le sottoscrizioni dei protocolli di intesa sull'accoglienza, però vorrei sottolineare che questi protocolli debbono anche essere calati oggettivamente sul territorio e devono essere calati al caso concreto. Se i comuni, se le amministrazioni comunali che hanno il buon governo del proprio territorio ritengono che non ci siano strutture ricettive emergenziali per far fronte a queste emergenze di stagione, questi protocolli rimarrebbero e rimangono carta bianca.